sia il via ufficiale a Parma Val Monreale. Primo pallone giocato dagli ospiti con la difesa della Parma che inizia a girare il pallone. Per la Parma fischia il direttore di gara. C'è la battuta verso la porta e il palo colpito clamorosamente, poi la rovesciata che non inquadra la porta subito della partita. Intanto c'è questo calcio di punizione con la palla e questa volta viene scodellata verso l'area di rigore e la traversa colpita per quello che è il secondo legno in 6 minuti. Anche se qui il Monreale avrebbe potuto girare sicuramente meglio il pallone. Lo recupera però Parrinello. Attenzione alla ripartenza con Parlato, limite dell'area. Parlato evita gli avversari, poi incrocia con il destro, palla fuori e questo è il primo tentativo di una certa importanza. Palla che arriva in area di rigore con il servizio all'indietro. C'è il contatto e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Daniello. C'è il fischio. Concentrazione, la battuta col destro che spiazza il portiere e allora passa a condurre la Parma Val 1-0. E allora c'è un'altra opportunità per la Parma Val con la palla che letteralmente balla in area di rigore. La conclusione che si perde alta, che viene battuta dalla Parma Val. Qui il tentativo di testa di Parrinello che non viene sormontato dai compagni. Allora attenzione a Chifari che può controllare questo pallone, lo mette al centro, diventa un tiro sul quale si oppone molto bene il Rascatore. Per palla in calcio d'angolo, palla in area di rigore, non tocca nessuno, c'è l'opportunità ancora Rancatore a chiudere, poi la palla rimane lì e viene ribadita in rete per il 2-0 per la Parma Val. Qui ancora una volta più lesti di tutti i giocatori in maglia verde, che dunque raddoppiano al minuto 37. Ancora scambi prolungati con la Parma Val, costruisce bene questa occasione. Sinistro sul quale vola Rancatore ad un passo addirittura dal 3-0. Numero 11 De Cofano. Intanto qui attenzione al salvataggio di Rancatore, la palla che rimane lì, viene allontanata, poi ci prova Marchese con questo tiro deviato in qualche modo Rancatore in due tempi. La battuta nel cuore dell'area, colpo di testa appena sfiorato da Armanio, poi c'è quello verso la porta e palla che sorvola la traversa, ci ha provato Uzzo, mentre qui proprio Di Blasi la battuta della punizione, pallone scodellato verso l'area, a vuoto Rancatore e la palla che finisce in rete per il 3-0. Il 3-0 da parte della Parma Val e se non vado errato si tratta di Chifari. I nostri highlights adesso sono durati anche per qualche minuto nel corso dell'intervallo. Qui intanto Uzzo controlla, calcia con il destro, palla alta. La punizione per il Monreale, sono in 4 in barriera per Motta e c'è soprattutto Parrinello sul punto di battuta. Fischia l'arbitro, parte Parrinello, scavalca la barriera, scavalca anche la traversa però e allora se ne va questa chance. Ancora la finta di De Cofano, la partenza di Parato e questa volta cerca la porta, la tiene lì molto bene Motta. Vincenzo Russo che allarga e c'è la corsa di Vincenzo Russo che spinge Lorenzo Russo, il controllo, il tiro di sinistro, palla alta, Parma Val che allontana la palla e per il direttore di gara può bastare così. Finisce in trionfo per la Parma Val che infligge al Monreale la prima sconfitta di questa stagione, finisce 3-0.